Russo di Viagrande in scena la 19ª giornata del girone B di eccellenza siciliana. L'Atletico Catania Viagrande arriva all'appuntamento dopo il pirotecnico 3-3 maturato sul campo della Rosmarino, risultato che ha confermato comunque la solidità del gruppo etneo di fronte il Palazzolo in difficoltà, reduce dalla sconfitta rimediata. Lo Scrofani Sallustro è chiamato alla reazione per tenere vive le speranze salvezza. I padroni di casa occupano attualmente la quinta posizione con 31 punti, l'ultima utile per l'appendice playoff, mentre il Palazzolo è fermo a quota 12 in penultima piazza in questo girone B. L'11 dell'Atletico Catania Viagrande dall'inizio con D'Agata Indelicato, Pino, Scalia, Godino, Gomez Ricciulli, Lorefice, Armenio, Anastasio, De Lima e Gomez Bruno. Tutto pronto per il film del primo tempo con le immagini a cura di Andrea Giuffrida. Passiamo a raccontarvi della prima parte di gara. 11 minuti per la prima offensiva, palla per Williams che si libera bene dai 20 metri, fa partire la conclusione provvidenziale D'Agata in calcio d'angolo. Ottimo inizio per il Palazzolo, rimessa laterale, il pallone che viene deviato poi allontanato al limite, arriva di prima intenzione Sosa, ancora D'Agata decisivo per la deviazione in calcio d'angolo. Minuto 18, rimessa laterale stavolta in casa Atletico Catania Viagrande con Anastasio che si gira bene per il cross, arriva sul secondo palo, Gomez Ricciulli la mette giù, conclude la difesa, allontana il pericolo. 27esimo, bene De Lima, molto bene, trova il fondo e difende il possesso, il cross rimane lì a disposizione del compagno, scarico all'indietro, Lorefice colpisce, deviazione sulla traversa vicino al vantaggio. La formazione etnea al 36esimo, palla lunga per Gomez Ricciulli che a destra gode di spazio, guarda l'area di rigore, mette dentro, girata per Gomez Bruno, è quella che vale il vantaggio. Atletico Catania Viagrande avanti contro il Palazzolo, da rapinatore d'aria la firma del numero 9, minuto 45, il traversone è di Godino, il colpo di testa ancora di Gomez Bruno che stavolta termina sul fondo. Finisce così la prima parte di gara a Russo di Viagrande. Fino a questo momento i padroni di casa vincono 1-0 grazie al gol al 36esimo realizzato da Gomez Bruno, ma la partita è destinata a cambiare il suo copione. Si riparte intanto con i cambi al 50esimo, Fricano per Pino, poi al 58esimo vedete l'episodio a centrocampo, Gomez Bruno braccia larghe sull'avversario, arriva il cartellino rosso diretto. In 10 uomini l'Atletico Catania Viagrande per oltre mezz'ora di gioco. Minuto 63, ci provano comunque gli etnei con Lorefice che arma la conclusione centrale tra le braccia di Dieye. Ancora un cambio, Randis per Anastasio, poco dopo una conclusione dalla distanza per il Palazzolo che prova a impressionare D'Agata, non riesce comunque a farlo. Si resta sull'1-0 a Russo di Viagrande quando ancora gli ospiti ci credono. Bennis lancia Schivelle da posizione defilata, il mancino ci deve mettere una pezza, il solito D'Agata entra, Abate, finisce la partita di Lorefice. Poi all'85esimo Triolo per Armenio, partita che sembra incanalarsi sull'1-0 quando la sfera termina in zona Bennis, palla a sinistra che si apre precisa per Frittitta che arma il piattone, la mette sul palo più lontano a 2 dalla fine. Dice che questa partita finisce 1-1, triplice fischio al Russo di Viagrande, non vanno oltre il pari Atletico Catania Viagrande e Palazzolo. Buon punto per gli ospiti, muovono la classifica invece i locali. Amici di Wisport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.